Si stanno completando i vari campionati giovanili di calcio organizzati dalla FIGC di Agrigento. Alcuni sono già terminati, altri sono in fase di conclusione. Al nostro microfono il presidente della FIGC Agrigentina, Angelo Caramanno, che fa il punto sulla situazione. È chiaro che siamo nel mese di aprile, quindi siamo al termine di quasi tutte le attività, i campionati stanno, qualcosa è concluso, altri sono in fase di conclusione. Partiamo dalla Serie D di calcio a 5 maschile con la vittoria del Santa Elisabetta Futsal che è arrivata prima del campionato e anche ha vinto pure la Coppa Trinacria di Serie D, quindi ha fatto una bella doppietta e quindi complimenti ai dirigenti calciatori e a tutta la cittadinanza di Santa Elisabetta per questo esploit. È il primo anno che si iscrivono al nostro campionato e quindi hanno fatto non bene ma benissimo. E auguri pure al Gemini Calcio che ha vinto i playoff sempre in Serie D Calcio a 5, quindi abbiamo queste società che accedono alla Serie 5, quindi li perdiamo, però sono felice di perdere perché vanno in categoria superiore. Poi faccio pure complimenti alla 17 dell'Agregas 2018 che ha vinto il campionato e quindi complimenti a tutti i ragazzi e alla società. Under 16 ha vinto il terzo tempo di Palermo il campionato e seconda classificata la nostra società di Sciacca Soccer 2014. Quindi complimenti anche a loro, mentre l'Under 15 si era aggiudicata il Castrum di Favara. Facciamo pure i complimenti all'Under 15 di calcio a 5, cioè l'Atletico Campobello calcio a 5 appunto, che hanno vinto il campionato. Questi sono diciamo tutti i campionati che sono già stati portati a termine. Poi abbiamo altri campionati, quindi aspettiamo più avanti per capire e decretare le vincitrici di questi tornei.